questo il mondo, ma che voce ha? Enorme. Ah, chi mai mi ascolterà? Quest'epoca confonde. Ma c'è un canto che ha un suono bellissimo. Con l'artista Marco Iacampo questa sera a Vidor, nello splendido scenario dell'Abbazia di Sant'Abona. Che cosa ci proporrà questa sera? È un concerto, un mio concerto, che però avrà un occhio di riguardo per l'elemento acqua. È un elemento che ho trattato molte volte nei miei brani, e questa sera lo tratterò in modo particolare, proprio raggruppando la maggior parte delle canzoni in cui spunta questo elemento, visto un po' la cornice in cui siamo e visto che anche durante il lockdown ho conosciuto il Tai Chi. Il Tai Chi che alla fine scopri come è una sorta di nuotare sulla terra, ecco, per cui anche lì c'è l'acqua. E esibirsi dopo questo lunghissimo periodo di isolamento, che cosa rappresenta per l'artista uomo in questo caso? Ma, per me essenzialmente è lo scoppiare di una bolla. Ho vissuto questo lockdown un po' come una bolla, per cui nel momento in cui è iniziata si è gonfiata e poi è scoppiata. Quasi non ho ricordi, non so se sia rimozione o altro. Tornare a suonare è riconquistare la normalità che ci spetta in qualche modo, no? E anche riuscire a dare una risposta di adattamento a quello che sta succedendo. L'Abbazia di Vidor è sicuramente un posto magnifico. Ogni volta che riusciamo a proporla e poi riusciamo a coinvolgere il pubblico è sempre un successo. Questa mattina siamo riusciti a organizzare delle visite guidate all'interno del Festa Grande e con il poco tempo a disposizione, con la poca pubblicità che abbiamo potuto fare, abbiamo avuto il tutto esaurito. Questa sera invece abbiamo un ulteriore spettacolo qui al tramonto e quindi un'ulteriore proposta culturale per il comune di Vidor. Finalmente riusciamo un po' a incontrarci, uscire di casa e con questi eventi culturali, con questi eventi un po' di nicchia, perché non possiamo allo stato attuale organizzare grosse manifestazioni, ma con queste piccole attività e con questi piccoli eventi secondo me possiamo far ripartire l'interesse sul territorio e organizzare qualcosa per unire comunque la comunità. Sindaco Cordiali, Vidor aderisce a questo Festival delle Abbazie che valorizza uno dei siti più belli del suo comune, l'Abbazia di Sant'Abona. Sì, certo, siamo orgogliosi di partecipare a questo evento perché abbiamo un'abbazia favolosa e quindi merita veramente di essere messa sul territorio, che la conoscenza di tutti quanti del territorio. È il secondo anno che partecipiamo, abbiamo visto che c'è una grande partecipazione, quindi questo vuol dire che la gente la conosce però non l'ha mai vista e quindi preferisce passare e vedere un attimo il territorio e vedere anche e soprattutto questa abbazia veramente storica. Sì, noi abbiamo organizzato insieme con gli altri comuni la Festa Grande, quindi abbiamo avuto un enorme successo e quindi con prudenza, sempre con prudenza, perché quando le persone che venivano nel nostro chiostro che avevamo in piazza Vidor dicevamo state attenti, mascherini, lontananza. Quando bevevano il prosecco logicamente dovevano togliersela, però diciamo è funzionato benissimo, sebbene che c'erano tantissime persone e quindi siamo stati anche orgogliosi di questo, perché dopo 20 mostre abbandonate quest'anno, così è giusto fare un ricordo come chiusura di queste tutte mostre non realizzate, per ricordare i produttori, per ricordare il territorio del prosecco, ricordare il territorio dell'UNESCO. Dottoressa Manto, che cosa rappresenta per lei l'Abbazia di Vidor, soprattutto in questo periodo di sofferenza, dopo tutti questi mesi chiusi con il lockdown, adesso qui ad ammirare un sito unico in tutta la Tamarca Trevigiana e non solo? Siamo poi in un momento bellissimo che è la sera del solstizio d'estate, per cui qui stasera c'è un'atmosfera e dei colori bellissimi, ecco. È un'atmosfera appropriata perché questo è un sito che porta con sé tante emozioni,
tante emozioni di ogni tipo, dalla bellezza del posto alle suggestioni storiche che sono collegate, e quindi chi viene qua non può non sentire un forte trasporto verso questa bellezza che incanta. Tanto quel che sono